Buongiorno a tutti e benvenuti a questo terzo appuntamento dei 2+2 Talks organizzati da Fondazione Nord-Est in partnership con Unicredit ed altre collaborazioni, Confindustria Veneto, il World Manufacturing Foundation e il Centro Studi di Confindustria. Oggi, come vi dicevo, è il terzo appuntamento. I primi appuntamenti sono stati dedicati al come essere fornitori felici in una catena del valore e lo scorso appuntamento invece al ruolo del digitale nelle strategie di crescita per quanto riguarda il settore agroindustriale. Oggi invece ci concentreremo su un tema più ampio, quello delle strategie di crescita, provando a riflettere come due strade possono accompagnare la crescita delle medie imprese nordestine e in particolar modo la strategia delle acquisizioni o piuttosto quella degli investitori finanziari. Da questo punto di vista ci sembra che il tema sia particolarmente rilevante, visto il momento particolare di necessità di trasformazione del sistema economico produttivo, spinto da una serie di cambiamenti come la digitalizzazione, l'internazionalizzazione, l'industria 4.0 e la sostenibilità, e tanto più per un sistema come quello nordestino caratterizzato da imprese molto frammentate, ma anche da medie imprese che sono sicuramente in grado di affrontare positivamente questo cambiamento. Come vi dicevo, la nostra formula è una formula particolare, 2+2 Talks, 2 imprenditori e 2 esperti. Nel nostro caso avremo oggi la presenza di 2 imprenditori, in particolar modo Alessio Cremonese di Manifattura Valcismona SPA, Oscar Marchetto di Somec SPA, che poi vi presento nel dettaglio. Dal punto di vista degli esperti invece avremo Massimiliano Monti di Equinox e Giorgio Vivanti, nostro partner con Unicredit. Come vi dicevo, una formula particolare che oltre alla presenza di questi ospiti qualificati vuole anche la partecipazione delle persone che stanno ascoltando questo webinar. Utilizzeremo un specifico strumento che si chiama Mentimeter. Sarà sufficiente per voi collegarvi al sito www.menti.com e utilizzare questo codice 29229541, ma poi troverete tutto nella chat per rispondere alle domande che man mano andremo a porvi per cercare con voi di riflettere sul tema che oggi presenteremo. Da parte mia solamente una brevissima introduzione con qualche numero che serve in qualche modo a raccontare quello che sta avvenendo in questo contesto, tenuto conto anche della particolarità del 2020, anno particolarmente difficile a causa della pandemia, che ha visto molte imprese dover limitare la propria attività per una questione di sicurezza, ma che comunque non hanno potuto rinunciare a continuare a sviluppare le proprie strategie di crescita. Se andiamo ad illustrare brevemente i dati per quanto riguarda le acquisizioni in Italia nel 2020, vedete che il numero delle operazioni è di 880, in riduzione per quanto riguarda il 2019 con una riduzione del 19%, ma se noi andiamo a osservare cosa è accaduto alla fine dell'anno e cosa sta accadendo all'inizio del 2021, vedete che progressivamente l'attività di M&A sta progressivamente riprendendo ed è in risalita. Vedendo la slide successiva andiamo a focalizzare invece la distribuzione geografica di queste operazioni. La maggior parte delle operazioni, il 58%, si concentra sul settore Italia su Italia. Vedete che anche qui c'è stata una riduzione, però una riduzione molto inferiore di quella registrata a livello generale, quindi solo l'11%, e rimane questo l'ambito più rilevante per quanto riguarda l'ambito delle acquisizioni. Se andiamo invece a vedere nella slide successiva cosa succede per quanto riguarda le operazioni estero su Italia, vediamo Italia su estero, vedete che invece in questo caso abbiamo una riduzione più significativa al 23% e in totale rappresentano il 17% del totale delle operazioni di M&A registrate nel corso del 2020. Ultima slide per quanto riguarda la distribuzione geografica invece è quella che riguarda l'estero su Italia. Qui la riduzione è particolarmente significativa. Abbiamo una riduzione del 31% rispetto al 2019 e nel complesso queste operazioni rappresentano il 25% del totale. Quindi vedete che in quest'anno particolare la dinamica più importante ha riguardato nello specifico le operazioni Italia su Italia. Ultimo dato che mi sembra importante sottolineare, anche perché è caratteristico di questo particolare sistema economico in cui le nostre imprese operano, vedete che se andiamo a vedere il controvalore medio delle operazioni di M&A, vedete che principalmente la maggior parte delle operazioni sia nel 2019 che nel 2020 si concentrano nelle operazioni sotto i
150 milioni di euro. Questo è un dato ovviamente rilevante perché riguarda un sistema economico che è caratterizzato, come si diceva, da imprese piccolissime, ed è chiaramente facile attendersi questo tipo di indicazioni. Visti questi primissimi dati, volevo subito porvi la prima domanda. Vi ricordo che è sufficiente collegarsi su www.menti.com. La prima domanda è questa, ed è il tema della crescita. Qui parliamo di una crescita in senso ampio, quindi una crescita che è una crescita in termini di mercato, ma è una crescita anche dimensionale. E quindi la domanda che vi vogliamo porre è quanto è importante per lo sviluppo futuro del sistema manifatturiero del Nord-Est il tema della crescita. Vi chiediamo di dare un'indicazione molto abbastanza poco per nulla che poi andremo a commentare anche con i nostri ospiti. Ed è a questo punto che chiedo ai miei ospiti di aprire le loro webcam e i loro microfoni, ve li vado a presentare rapidamente. Abbiamo Oscar Marchetto, presidente e amministratore delegato di Somec. Somec è una realtà significativa del territorio veneto che è specializzata nella progettazione e realizzazione di grandi progetti nell'ambito navale e nell'ambito civile per quanto riguarda involucri vetrati, ma poi ve lo racconterà lui nello specifico. Abbiamo poi Alessio Cremonese, amministratore delegato di Manifattura Valcismon, è una realtà molto importante che è specializzata nell'abbigliamento tecnico sportivo, con diversi marchi, 3 nello specifico, anche di questo poi parleremo più dettagliatamente. Abbiamo poi presente Massimiliano Monti, partner di Equinox, un fondo che è specializzato nello specifico proprio sul settore del mid-market per quanto riguarda l'Italia. Ne parleremo diffusamente su cosa significa essere specializzati in questo settore, quali sono le prospettive per questo settore. E infine abbiamo anche Giorgio Vivanti, responsabile Corporate Financial Advisor di Unicredit. Come vi dicevo, Unicredit è partner di Fondazione Nord-Est in queste iniziative e quindi ringrazio tutti i miei ospiti per questa partecipazione. Come vi dicevo, il nostro incontro cercherà di sviluppare alcuni temi. In primo luogo vorremmo focalizzarci con gli ospiti nello specifico sul tema delle strategie di crescita per le medie imprese italiane. Quindi, al di là della loro esperienza specifica nei loro ambiti, ci interessa capire con loro quanto il tema della crescita oggi è un tema rilevante per una media impresa italiana. Direi che iniziamo con gli imprenditori, lascio la parola a Oscar Marchetto. Cosa significa oggi crescere? Perché una media impresa deve crescere? Prego. Io posso dire che sia nella prima mia esperienza imprenditoriale fondata nel 91 come NICE, la nostra missione è quella di crescere per vie interne e acquisire perciò per vie esterne. Questa è stata un po' il successo anche di NICE. Poi nella seconda mia esperienza, una volta ceduto le mie quote in NICE nel 2013 e ripartito con il gruppo Somec, posso dire che il primo anno è stato il 2014, di un'azienda piccolina, perché alla fine fatturava poco più di 20 milioni, in un progetto che c'era a livello industriale e in cui dovevamo percorrere tempi veloci per ristrutturare l'azienda, per poter crescere, per aggredire i mercati e per diversificare. O aspettavo 20 anni e non so, magari se ce la facevo, o dovevo acquisire strategie, acquisire aziende per poter creare quel progetto industriale che avevamo in mente, acquisire referenze e acquisire prodotto. Altrimenti non è facile considerando le start-up, perché nel 91 quando siamo partiti in NICE erano start-up e lì dovevamo creare un prodotto. Per creare il prodotto bisogna progettarlo, bisogna pensarlo, bisogna progettarlo, bisogna commercializzarlo, bisogna farlo capire al cliente, bisogna arrivare nel mercato, fare qualcosa di diverso rispetto agli altri, perché altrimenti sei l'ultimo, e c'è una strada molto lunga. I tempi nel 91, per carità, erano già stretti, però nel 2020-2021, soprattutto dopo il Covid, il periodo del Covid, si accelerano molto, si accelerano sulle strategie che sono state dette prima, si accelerano sulla strategia del futuro. La strategia del futuro cos'è? Il piccolo purtroppo fa fatica
con tutte le problematiche che ci sono di fare azienda, dalla sostenibilità, dal mercato, dalla velocità del cambiamento del mercato. Già del 19 al 20 e 21 già abbiamo 3 anni che i mercati sono cambiati completamente. E acquisire, però dobbiamo essere anche preparati per acquisire, non è solo ho di soldi acquisisco, perché è la cosa più sbagliata. Acquisire vuol dire metterla in una strategia, acquisirla bene, farla crescere, trovare le persone, trovare l'evoluzione di quell'azienda lì e assieme fare un percorso di crescita, anche perché io dico sempre che non è 1 più 1 fa 2, 1 più 1 deve fare 3, 4, 5. È un po' la nostra fortuna di somma è quella delle acquisizioni, perché in 6 anni siamo arrivati da 20 milioni a 250 milioni di fatturato fino a circa 20 aziende. Abbiamo fatto vari percorsi, varie quotazioni, prima il mercato dell'AIM, poi con l'acquisizione dell'America, che era una start-up anche negli Stati Uniti, l'abbiamo incorporata, assieme abbiamo creato la finanza per poter aggredire determinati mercati, con la bondistica, con tutti i processi che servono per essere grandi, e con la quotazione dell'altro anno che abbiamo fatto al mercato principale e altre acquisizioni che abbiamo fatto nel 2020, che è l'anno peggiore. Perfetto. Bene, dopo ci racconta nel dettaglio appunto queste ultime acquisizioni, come si sono sviluppate, anche vogliamo anche un po' raccontare anche le parti più difficili, anche quanto è difficile per l'imprenditore fare questo tipo di scelta, fare questo tipo di percorso. A questo punto invece passo la parola a Alessio Cremonese. Qui abbiamo una storia differente, sempre una storia di crescita, fatta come vedremo attraverso uno strumento diverso, ma io volevo rimanere diciamo, come si diceva, alla riflessione generale, perché oggi una impresa italiana è chiamata a crescere, è chiamata ad avere un percorso di sviluppo che preveda anche una crescita in termini di capitali, una crescita dimensionale. Prego. Buonasera a tutti intanto. Io credo che la nostra storia sia leggermente differente. Noi dal 2006 siamo partiti con una crescita per linee interne, quindi abbiamo ampliato mercati dove non c'eravamo. Pensiamo che siamo passati dal 2006 ad avere un 80% Italia, un 20% estero, ad arrivare all'anno scorso, 2019, dove siamo un 20% Italia scarso, 80% estero, quindi c'è stata un'evoluzione importante sia per volumi che per geografia, diciamo. Credo che crescere sia importante soprattutto per aziende del nord-est come la nostra, anche per attrarre managerialità, nel senso che ci siamo resi conto che eravamo arrivati ad una dimensione che avevamo bisogno di manager strutturati, ma eravamo una famiglia con un socio americano, che era stato artefice di tutta quella che poteva essere stata la crescita estera e soprattutto anche di un cambio di direzione nel prodotto, che però ci rendeva ancora piccoli. È vero che piccoli è bello, ma non per tutti. Quindi io credo che la crescita sia importante, credo che crescere attraverso linee interne fin dove si può, ma non per questo unicamente, quindi anche potendo andare per acquisizioni. Ad esempio nel nostro campo noi stiamo cercando di avere una crescita sicuramente per linee interne, e dopo magari lo raccontiamo quando racconterò la storia della nostra evoluzione, ma anche per ampliamento di gamme di prodotto. Noi siamo ancora ad una dimensione sicuramente che può permettersi questo. Credo che però andando avanti con i numeri, poi noi abbiamo avuto una grossa accelerazione grazie al Covid, è una parola un po' brutta da dire grazie al Covid, ma i nostri settori sono dei settori che hanno giovato, diciamo, di questa pandemia, perché erano tra i pochi settori che potevano essere utilizzati come attività sportiva, quindi sicuramente una grande platea di utilizzatori di altri sport si è affacciato a noi. Quindi credo che il nord-est abbia da fare questo passaggio per poter attrarre managerialità e per poter essere attrattivo nei confronti di anche altre, non solo acquisizioni, ma anche fusioni, perché no, incorporazioni o cose di questo tipo, e quindi credo che la dimensione sia importante perché fuori sono molto più grandi di noi.
Perfetto, grazie. Tanti spunti anche su questo tema dell'attrattività, il tema delle competenze, della managerialità. Immagino poi che il vostro settore sia investito in modo pieno dal tema della sostenibilità, in modo importantissimo, che il mercato chiami moltissimo, magari poi ne parliamo successivamente. Lascerei la parola adesso a Massimiliano Monti. Come si diceva prima, Equinox ha proprio un focus specifico sul mid-market, quindi uno sguardo, una visione proprio anche su questo segmento specifico. La sua opinione rispetto alle, diciamo, in qualche modo alle opportunità in questo ambito, ma anche a quanto le medie imprese del Nord-Est sono pronte a questo tipo di investimenti da parte di fondi esterni. Prego. Allora, grazie, innanzitutto un piacere per essere stato invitato a questo momento di confronto. Diciamo, noi come Equinox il mid-market ce lo siamo dati come strategia di investimento per due ordini motivi. Uno, perché il sistema industriale italiano ha molte opportunità nel segmento mid-market, non come numerica ma come eccellenze, nel senso che andando a studiare i vari settori, i vari distretti, la capacità degli italiani, diciamo, sulla parte di trasformazione di prodotto troviamo sempre delle eccellenze mondiali. Poi che cosa riscontriamo noi? Ed è per questo che poi si possono innestare vari strumenti, tra cui consideriamo il private equity essere uno dei più efficienti. La dimensione, no? Perché l'eccellenza della nicchia è bello, come dicevano Oscar e Alessio, fino a un certo punto, perché dopo è un limite per l'azienda, nel senso che andando a competere in mercati internazionali, che possono essere in primis europei, che sono quelli più facili da accedere partendo dall'Italia, per poi andare nel mondo, molte volte il nanismo delle nostre imprese sconta delle difficoltà enormi, che sono difficoltà di competenze in primo luogo, perché l'imprenditore ovviamente è bravissimo fino a un certo momento di crescita delle sue aziende, poi ha bisogno, come tutti, di competenze. Le competenze arrivano se si innestano, diciamo, dei processi virtuosi di crescita, che come diceva Alessio poi lo racconterà anche nel caso di manifattura, diciamo, portando delle competenze esterne che si devono in ogni caso permeare con la cultura imprenditoriale, non è un mix così facile da ottenere da subito, possono essere un elemento fondamentale. Tornando al tema della crescita, io però la qualificherei, diciamo, con la parola strutturale, nel senso che la crescita, per essere virtuosa per le aziende, non deve essere, diciamo, pensata in maniera opportunistica per far vedere che si aumenta il fatturato, no? Deve essere pensata, deve essere programmata, deve essere progettata per poi avere un execution, diciamo, che crei veramente valore per tutti gli stakeholder che lavorano con l'azienda. Quindi ci sono diversi soggetti che interagiscono in un processo di crescita. E abbiamo visto, diciamo, che, come diceva Oscar, è facile comprare, quindi la crescita per linee esterne sembra facile, diciamo, da attuare, ma poi c'è la difficoltà che 1 più 1 faccia 3 o in ogni caso si abbia una conseguenza di quello che si progetta a livello di crescita per linee esterne. Quella per linee interne, fortunatamente poi qui stiamo parlando in generale, ci sono settori come in manifattura che in questo momento può permettersi di non guardare la crescita per linee esterne perché c'è talmente tanto da fare, diciamo, come crescita organica, ma anche qua quello che siamo riusciti a ottenere con un evento disruptive, diciamo, che abbiamo vissuto tutti negli ultimi 2 anni, l'abbiamo ottenuta perché l'abbiamo programmata, cioè non è stata, diciamo, a livello di surfista, c'è stata sull'onda e abbiamo avuto fortuna nel cavalcarla. La fortuna fa parte della vita, ma poi Alessio vi racconterà che l'abbiamo programmata, quindi a livello di digitalizzazione del modello di vendita, a livello di ridefinizione della supply chain per andare a prendere dei volumi che sono quasi raddoppiati di produzione. Quindi quello che vi dicevo prima, che vorrei tenere come parola nel corso di questo webinar, è che la crescita deve essere strutturale. Per essere strutturale deve essere ben pianificata e ben eseguita. Benissimo, perfetto. Mi sembra...
La crescita è una barriera all'entrata, cioè la crescita poi quando diventa strutturale è una barriera a difesa del modello di business che ogni imprenditore ha creato. Perfetto, mi sembra, questo abbiamo messo diciamo, un punto fermo su questo tema della crescita come crescita strutturale, come anche strumento per, diciamo in qualche modo, assumere anche una leadership rispetto al mercato. Leggevo infatti le storie che oggi sentiamo raccontare, qualcuno puntava molto l'attenzione sul fatto che non si tratta solo di cogliere un'occasione di un'acquisizione, un'occasione di avere investitori interessati, ma si tratta proprio di avere una strategia che poi viene accompagnata da una di queste due strumenti, da una di queste due soluzioni. Lascerei a questo punto la parola anche a Giorgio Olivanti, che come Unicredit ci accompagna con una riflessione sempre su questo tema della crescita per le medie imprese italiane. Cosa vedete dal vostro angolo di osservazione e quanto ti ritrovi in quanto diceva anche Massimiliano Monti rispetto al tema della crescita strutturale? Sì, grazie a tutti, prima di tutto e buon pomeriggio. Io cerco di fare sicuramente tutto quello che è stato detto, lo confermo. Noi come Unicredit siamo e vogliamo essere un partner privilegiato per le aziende nel loro percorso di crescita, non solo come finanziatori debito bancario, ma anche come partner con cui analizzare, strutturare ed eseguire progetti di crescita, sostanzialmente operazioni straordinarie. Io mi occupo di M&A, di finanza straordinaria e vedo che sempre di più le aziende, la crescita organica è combinata alla crescita esterna, perché ovviamente siamo in un contesto di mercato dove sia a livello globale o a livello di singoli settori o segmenti i cambiamenti sono così veloci che le opportunità offerte dal mercato devono essere colte tempestivamente. Condivido sul fatto che la crescita è collegata ad un piano industriale di medio-lungo termine. Questo piano sostanzialmente raccoglie, quando assistiamo un'azienda, la supportiamo anche come advisor, generalmente nel percorso di crescita sono sempre 4 elementi fondamentali. 1, sapere dove crescere, quindi in quali prodotti, in quali mercati. 2, la capacità di innovare, che può essere interna, può essere anche acquisita attraverso delle operazioni di acquisizioni prendendo del know-how. 3, le persone. Avere un team di persone ed attrarre persone manager anche dall'esterno che sono in grado, 1, di vedere l'evoluzione del settore e 2, eventualmente di combinare realtà e culture diverse nel momento in cui si integrano o si acquisiscono delle aziende. E 3, solidità finanziaria. Ovviamente l'azienda deve avere una performance positiva, essere in grado di generare dei flussi di cassa che poi sono l'elemento di finanziamento non solo della crescita organica ma anche quella esterna. Noi come banca, con l'obiettivo proprio di essere un partner privilegiato e strategico delle medie aziende italiane nel percorso di crescita, abbiamo oramai sono 18 mesi lanciato un'iniziativa che è una piattaforma di capitali pazienti che è finalizzata ad avere delle collaborazioni con degli investitori finanziari che forniscono alle aziende del capitale per la crescita paziente, perché hanno un orizzonte temporale di investimento generalmente abbastanza lungo, stiamo parlando di 7 anni, in cui la stessa Unicredit è garante di questa iniziativa e quindi co-investe, e l'obiettivo è quello di implementare, cercare di seguire e realizzare un progetto industriale dell'imprenditore. Parliamo di capitali pazienti di minoranza, perché comunque in questo caso l'imprenditore è il dominus, l'imprenditore è quello che detta la strategia e che successivamente la segue. Grazie Giorgio, assolutamente. Intanto vi ringrazio per queste prime riflessioni. Proviamo a vedere i risultati della prima domanda che abbiamo posto. Vediamo sul tema della crescita. Vedete che c'è una condivisione anche da parte dei nostri partecipanti sull'importanza, sull'estrema importanza che in questo momento ha il tema della crescita per il sistema manifatturiero del Nord-Est. Quindi direi che su questo siamo tutti d'accordo. Vi propongo un'altra domanda. In questo caso proviamo già a riflettere sulle diverse vie di crescita da parte delle imprese. Quindi abbiamo visto il tema dell'acquisizione, ma anche per l'accesso al capitale di terzi. In questo caso vorremmo sapere da voi quanto le due strategie sono efficaci per la crescita e quanto sono difficili da implementare. Sempre come prima il tema è collegarsi a questo sito con lo stesso codice di prima e poi discuteremo insieme di questa
risposta. Vediamo invece poi la seconda parte della nostra riflessione. Qui andiamo proprio a sentire le storie, a raccontare le singole storie delle imprese e di chi li ha accompagnati in questo percorso. Quindi passiamo al secondo gruppo di domande che volevo farvi. Questa volta vorrei partire da Alessio Cremonese. Giorgio Olivanti ci ha fatto una lista degli elementi importanti quando si prendono queste decisioni: sapere dove crescere, sapere innovare, avere in mente il tema delle persone, quindi anche il tema di come integrare le diverse posizioni all'interno dell'impresa e la solidità finanziaria. Voi, come si diceva prima, avete aperto il vostro capitale attraverso il fondo di Equinox. Se ci raccontate come si è sviluppato questo percorso di crescita, ci interessa capire anche quali sono stati i pregi e quali sono state le criticità di questo percorso. E da questo punto di vista, la sua esperienza e, in qualche modo, cosa ci vorrebbe ancora ulteriormente rispetto a quello che avete già fatto. Prego. Innanzitutto è stata una bella crescita, nel senso che è stata una bella crescita professionale anche per noi proprietari, nel senso che ci siamo trovati spesso a fare delle scelte all'interno della nostra azienda più dettate sulle opportunità e sulle occasioni o sulle persone che man mano ci trovavamo di fronte. Ci siamo resi conto invece che un approccio molto più strutturato e più analitico delle fasi di crescita può dare veramente dei grandi risultati. Noi cercavamo, come detto prima, delle managerialità, cercavamo un aiuto da un punto di vista di espansione, perché la nostra crescita interna era sicuramente ottimale, ma era stata molto molto veloce. Quindi ci siamo detti proprio all'interno del nostro board, che eravamo la famiglia più questo socio americano, quale fosse la possibilità sul nostro piatto. E la possibilità di aprire il capitale ci sembrava la cosa più giusta per dotarci di quelle cose che in quel momento non avevamo e per darci quella struttura che ci avrebbe permesso di creare, come diceva il signor Olivanti, anche un business plan a 4 anni, una struttura finanziaria adeguata, una reportistica adeguata. I numeri che stavamo sviluppando erano veramente importanti, perlomeno per noi, e avevamo bisogno di crescere in maniera migliore. Abbiamo il capitale, abbiamo cercato il partner giusto, siamo stati nella fase di scelta molto accurati, abbiamo trovato secondo noi le persone giuste che potevano accompagnarci in questa fase molto delicata, perché ricordiamo che per noi imprenditori del nord-est, ma diciamo imprenditori italiani in generale, non è semplice far entrare nel capitale un fondo di investimento di private equity. Però noi avevamo avuto la capacità o la fortuna anche, come diceva prima Max, ci vogliono capacità e fortune, di trovare le persone giuste. Abbiamo trovato le persone giuste, ci hanno dato managerialità, abbiamo preso un CFO, abbiamo preso un COO, quindi siamo andati sia sul lato finanziario che sul lato operation, abbiamo incrementato tramite dei manager la nostra distribuzione, le nostre aree di azione, abbiamo aperto una filiale in Cina, cosa che volevamo fare da tempo ma che poi per 1000 motivi interni non avevamo mai fatto. Avevamo delle potenzialità, adesso abbiamo aperto la filiale in Giappone, quindi tutte cose che ci hanno aiutato a crescere per vie interne, ma soprattutto ci hanno aiutato a crescere a livello di struttura che poi adesso, come diceva proprio prima Massimiliano, ci troviamo a beneficiare, perché se la crescita che abbiamo avuto in quest'anno non fosse stata assorbita da una struttura che si era preparata per dei numeri molto importanti, molto probabilmente quest'anno sarebbero stati problemi. Invece stiamo reagendo in maniera ottimale, stiamo producendo tutti questi volumi enormi che si stanno verificando nel nostro settore, non abbiamo avuto grosse problematiche di approvvigionamento materie prime, e questo grazie proprio alle professionalità e alla struttura molto importante che avevamo messo in piedi nel 2019 e nel 2020. Quindi
Per quanto mi riguarda posso solo dire che è stata un'esperienza ottimale, un'esperienza ottima. Abbiamo ancora tante progettualità sul tavolo, stiamo continuando a guardarci intorno per cogliere tutte le opportunità che ci sono e soprattutto devo dire avere in mano tutti quegli strumenti che ti permettono di prendere delle scelte su dati concreti, su dati reali, come poteva essere la marginalità per linea che magari prima non avevamo, piuttosto che altri importanti dati, ci rende più sicuri delle nostre capacità e più tranquilli nel prendere le decisioni, e questo grazie proprio al partner che abbiamo portato a bordo e con cui stiamo facendo un bellissimo percorso di crescita. Perfetto, quindi diciamo non solo serve per crescere, quindi per intraprendere le strategie che erano state diciamo in qualche modo pensate, serve anche per diciamo avere la capacità di affrontare shock come possono essere stati quelli della pandemia e per saper cogliere le opportunità. Lei giustamente ha citato prima il fatto che molto spesso l'ingresso di un fondo non viene vissuto molto facilmente nelle medie imprese nordestine, nelle imprese familiari. Leggevo che in realtà la presenza del fondo nel corso del 2020 vi ha permesso anche di creare un fondo invece per i propri dipendenti, continuando a dimostrare la vicinanza che l'azienda continua a mantenere con i propri dipendenti e con i propri collaboratori. Quindi anche da questo punto di vista si è dimostrato che la presenza di un fondo non spezza questo legame importante con la storia dell'azienda. È corretto? Corretto. Io credo che la scelta del fondo sia importante, però se si individua il fondo giusto, come è capitato a noi, veramente si vive a 360 gradi industrialmente l'azienda e quindi si capiscono le esigenze dell'azienda. In questo caso il fondo si è calato con noi all'interno dell'azienda, ha vissuto l'azienda all'interno e quindi ha anche percepito quali erano le necessità di quel momento, la capacità, la vicinanza al territorio che abbiamo noi come famiglia e quelle cose che sono tipiche degli imprenditori e forse un po' meno della finanza, che però se c'è un'unione di intenti, alla fine anche per quanto riguarda dal lato fondo, sono cose che fanno crescere, che aiutano, che alimentano questo tessuto sociale che è sì fatto di impresa ma anche di lavoratori. Quello che posso dire io è che sicuramente abbiamo trovato delle persone. Noi pensavamo di trovare finanzieri, abbiamo trovato delle persone con le quali collaboriamo in maniera ottimale e con le quali possiamo esprimere il nostro potenziale di imprenditori. Logico che alla base ci deve essere il prodotto, soprattutto in settori come il nostro, dove l'imprenditore fa, diciamo, la parte prodotto e poi insieme invece a un fondo di private equity cresce da un punto di vista finanziario, economico, struttura e quant'altro. E questo è il percorso che abbiamo intrapreso, che stiamo facendo e che devo dire ci ha dato molte soddisfazioni e con il quale credo ce ne toglieremo ancora tante altre. Grazie. Allora, prima di passare al dottor Marchetto, che sentiamo invece la via della crescita sulle acquisizioni, volevo tornare al dottor Monti, diciamo in qualche modo a specchio rispetto a quello che ha raccontato Cremonese, quindi dal lato fondo come si è sviluppata questa partnership, quali sono state le difficoltà, quali sono state le opportunità, qual è stata per il fondo l'importanza di investire in un'azienda così fortemente spinta all'innovazione, alla trasformazione e alla capacità di espandersi sui mercati. Ovviamente partendo da quest'ultima considerazione è stato sicuramente uno dei motori del nostro investimento, nel senso che in fase di analisi una delle motivazioni che ci ha spinto a investire in manifattura, al di là della solidità della famiglia, teniamo conto che questa è un'operazione di minoranza, no? Quindi private equity di minoranza, diciamo, ha delle regole che non sono scritte in manuali, no? Ci sono tutte delle soft skill che servono per appunto fare queste partnership virtuose, perché poi alla fine potete ben capire che noi siamo di supporto a un management che in parte è familiare e in parte è preso dall'esterno e quindi bisogna tenere conto di tanti momenti di interlocuzione che sono sia emotivi che tecnici, no? Quindi diciamo
rendere sistematico come si fa non è così facile, nel senso che c'è tanto di intangibile, no? Come diceva Alessio, siamo persone con interessi non divergenti, questa è l'altra cosa, l'interesse è convergente, perché noi vogliamo fare di manifattura una realtà industriale, uno che deve necessariamente sopravvivere a noi siamo degli soci purtroppo per le technicality del nostro strumento a tempo. Ciò non toglie che le progettualità, proprio perché nella parola che abbiamo detto prima, crescita strutturale, le aziende devono sopravvivere, diciamo, agli imprenditori di varia natura, no? Quindi devono avere dei progetti industriali molto solidi. Ci siamo trovati, uno degli elementi secondo me chiave, diciamo, di rapporto con la famiglia è che noi la progettualità l'abbiamo condivisa sin dall'inizio, no? Quindi abbiamo delle linee guida su cui poi abbiamo declinato ovviamente le progettualità esecutive, ma non abbiamo creato aree grigie nella progettualità. Questa è un'altra cosa molto importante affinché lavori, diciamo, questa tipologia di partnership. Su questo poi, come le dicevamo prima, ci siamo trovati bene, abbiamo fatto le scelte giuste, ci ricordiamo sempre con Alessio che noi a marzo del 2020 avevamo dei piani disaster case per cui ci siamo detti lasciamo stare il nostro budget, cosa dobbiamo fare per continuare a essere più solidi? E abbiamo continuato a investire, non ci siamo tirati indietro. Io questo penso che sia una caratteristica, diciamo, non sempre spendibile da parte di un socio di natura finanziaria, ma come dicevo, noi alla base creiamo dei bei progetti se l'azienda è forte, quindi non ci siamo assolutamente trovati in imbarazzo nel continuare a investire in persone. Abbiamo, diciamo, messo a budget più di 5 milioni di euro di investimenti in ERP, in nuovi siti commerciali, diciamo, con sistemi di CRM molto avanzati. Questo è il segreto è avere sempre l'azienda come obiettivo e bene primario di qualsiasi progetto, poi sia industriale o finanziario. Se si dimentica che noi investiamo in economia reale vuol dire che abbiamo sbagliato. Posso farle un'ulteriore domanda? Secondo lei qual è la difficoltà principale per le imprese nordestine di scegliere questo tipo di soluzione, quindi di far entrare anche diciamo, in posizione di minoranza un fondo di private equity? Dove nasce la difficoltà? Allora, dal mio punto di vista, e qui c'è poi molto un contributo sulla base imprenditoriale, c'è la diffidenza sulla delega. Ecco, questo è l'elemento che poi con diciamo, forte credibilità nella partnership è l'elemento di accelerazione del successo del progetto. È logico, è rispettabile, è condivisibile che prima dell'entrata di un fondo l'imprenditore abbia un suo modus operandi, diciamo un esercizio anche di una certa cultura aziendale all'interno dell'azienda. È ovvio che aumentando la complessità, aumentando la dimensione, portando persone di primario standing, l'intelligenza e la ricetta vincente di un progetto come il nostro è il saper esercitare una delega, che non vuol dire perdere il controllo, ma avere diversi strumenti, una diversa intelligenza per esercitare il controllo sul proprio patrimonio. Grazie, grazie molto. Allora passerei invece al dottor Marchetto. Qui abbiamo un altro tipo di crescita, una crescita che comunque anche in questo caso non si è interrotta nel 2020, anzi in questo caso si parla di crescita attraverso acquisizioni, quindi altra modalità con altre criticità, con altri vantaggi, in cui veramente c'è il tema molto importante del mettere insieme anche culture aziendali diverse. La sua esperienza, dottor Marchetto, quali acquisizioni avete fatto, come si sono realizzate, come è stato scelto il partner, eccetera. Prego. Beh, io parlo sempre dall'inizio del 2018 perché Somec, quando è stata acquisita, che la prima acquisizione è stata Somec non viaggiava in buone acque, perciò c'era un periodo che dovevamo ristrutturare l'azienda, dare credibilità all'azienda e dare credibilità a me come imprenditore.
purtroppo non era credibile. Io venivo da una parte dove non mi occupavo solo di prodotto, perciò di ricerca e sviluppo, perciò nascosto nella società precedente. La prima cosa è quello di prendere le persone, perciò mi sono fatto socio, il CFO dell'azienda e il direttore generale della parte cruise, della parte marina, si occupava della parte marina. Questa è la parte fondamentale, avere degli uomini che ti fanno imparare il lavoro e ti fanno imparare i numeri, e che è quello che mi mancava. Dopodiché diversificare, perciò abbiamo diversificato i cantieri, abbiamo diversificato con acquisizioni altri business all'interno delle navi da crociera. A un certo punto nel 2018 volevo fare le stesse cose anche nel civile, perché il mercato del cruise è enorme, è in costruzione, nei prossimi 7 anni ci sono più di 110 navi da costruire, non si sono fermate nemmeno con la pandemia, però volevo entrare in un business ancora più grande, quello di fare le stesse cose che faccio sulle navi anche nella parte civile. Perciò il primo punto fondamentale è fare un'acquisizione. Dove? Negli Stati Uniti. Per fare l'operazione negli Stati Uniti avevo bisogno di finanza. Per fare la finanza abbiamo fatto la quotazione Lime, l'aumento di capitale, la banca Unicredit ci è venuto dietro per fare un bridge nel frattempo tra l'acquisizione, fare la quotazione e chiudere il bridge dopo con l'aumento del capitale, e abbiamo diversificato negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti abbiamo acquisito fabbriche e fare i porti wall nei grattacieli, perciò abbiamo fatto le stesse cose che facciamo sulle navi anche nei palazzi. Un mercato Stati Uniti in forte fermento, ma abbiamo scelto anche di essere local, perciò abbiamo avuto la fortuna o la visione anche di essere local e non aver bisogno di spostarsi, di avere la materia prima di produrre da altre parti, perciò nell'anno del Covid ci ha dato ancora più accelerazione a questo progetto. Poi abbiamo fatto altre acquisizioni sul lato cooking professional, cioè macchine nei ristoranti, cucine, forni, eccetera, eccetera, e poi anche nell'interior, come nelle navi, perciò nell'interior di lusso. Abbiamo nel 2020 purtroppo la nostra, cioè diverso da Alessio, il nostro business era quello più massacrato, perciò noi da 250 milioni nel momento in cui è uscito e si è bloccato il mondo, io l'ho visto zero, perché le navi erano ferme, i ristoranti erano fermi, le costruzioni erano ferme. E in una lunga riflessione di accelerare quello che era la mia visione del futuro è stata quella: o ci fermiamo oppure acceleriamo. Sappiamo, io non ho mai avuto non so come funziona la pandemia, adesso capiamo, però nel momento marzo 2020 penso che nessuno capisse cos'era questa pandemia. Ho letto che la pandemia del 30 era la spagnola, che dopo 2 anni è passata, viva Dio, o moriamo tutti oppure c'è una ripartenza. E come tutte le ripartenze la voglia di vivere è più forte rispetto a prima, perciò chi ha voglia di andare in crociera, chi ha voglia di andare in vacanza, chi ha voglia di costruire, chi ha voglia di andare al ristorante, e ho pensato che la ripartenza, come è crollata, poteva essere a V, perciò subito la ripartenza. Perciò abbiamo accelerato, abbiamo fatto 4 acquisizioni nei primi 6 mesi del 2020. Abbiamo fatto il passaggio dall'AMI all'MTA, abbiamo fatto la sostenibilità, perciò abbiamo lavorato di brutto in quei mesi lì. E non solo il mercato che io pensavo che crollasse si è mantenuto, perché alla fine abbiamo avuto un calo del 10%, che non è una perdita di fatturato, solo slittamento, quel mese e mezzo siamo stati chiusi, spostato nei prossimi anni. Però abbiamo aumentato l'ordinato, abbiamo portato l'ordinato quasi a 900 milioni, abbiamo preso 250 milioni nell'anno peggiore. Abbiamo fatto le acquisizioni che in questo momento qua tutte queste acquisizioni qua hanno il turbo, nel senso che passati dalla cassa integrazione a riunioni con i sindacati per trovare il sabato per lavorare, per fare i straordinari, per lavorare il sabato, eccetera, per fare tutto il turno, eccetera, eccetera. Io dico che la visione, cercare di avere una visione vista dall'alto, non essendo operativo, troppo operativo, come può essere un imprenditore di una piccola azienda, visto dall'alto ti può dare anche la sensibilità di poter capire come funziona il mondo e cosa vuole il mercato. Poi sulle acquisizioni c'è un po', perciò alla fine ci ha dato una mano la borsa, l'aumento del capitale, ci ha dato una mano Some, che continua ad andare bene, che è andato sempre bene, perciò si fa un mix tra banca e finanza propria per fare i passaggi. Però questa accelerazione ci ha permesso veramente di evolversi, di creare una storia che non c'era,
di essere credibili a livello di azienda. Cosa vuol dire essere credibili? Non solo di imprenditori, ma di azienda, che in un passaggio di borsa, di essere credibilità, attiri le persone. Attirando le persone, tu quando fai le acquisizioni hai già le persone che possono gestire le acquisizioni. Le persone sono fondamentali, i manager, le persone sono fondamentali per creare l'azienda. Io da solo non saprei dove iniziare, perché spaziamo dall'involucro delle navi ai building in America, in Cina, in Europa, all'impirio, alle cucine professionali, all'elettronica, e quello lo so perché era il mio business in ICE, ma tutto il resto non saprei come iniziare. Dobbiamo fidarsi delle persone, essere credibili, attirare le persone, ma non solo. Una cosa fondamentale, perché qualcuno mi dice ti sei quotato? Non mi sono quotato solo per fare l'acquisizione degli Stati Uniti e diversificare, però mi sono quotato per un semplice motivo. La mia visione di crescita veloce è quella di incorporare più società, più crescita, passare da 90 persone a 900 persone in pochi anni, e questo diventa come l'attore di Babele, nel senso che tu dici una cosa, lui pensa un altro, l'altro esce dalla riunione, ma sì, questo è pazzo, vuole le cose, non si possono fare. È la disciplina, cioè un po' come Massimiliano, con quel fondo. Tu dai una disciplina al gruppo, dai una missione, sei responsabile con gli investitori, hai dei processi ben evidenziati che non sono solo i tuoi capricci, ma sono dettati dal tuo business e dai tuoi obiettivi che tu dai e che hai. Perciò alla fine non sono solo io che lo do, ma è anche la struttura, l'organizzazione e la disciplina che dà la borsa. Questo è stato uno dei fondamentali per poter crescere. Quindi diciamo che in qualche modo la difficoltà che esiste nel mettere insieme realtà diverse, persone diverse, viene in qualche modo limitata dal fatto che bisogna avere un piano preciso, ciascuno un proprio obiettivo da raggiungere, e questo è il modo migliore per superare le diversità anche dal punto di vista delle culture aziendali, immagino, che siano presenti nelle diverse realtà. Assolutamente, ma soprattutto io mi metto su con la credibilità. Senza credibilità tu non attiri le persone, non fai strategie, non incontri imprenditori, non fai passaggi generazionali dicendo che l'azienda te la vogliono dare a te perché garantisci che l'azienda continui nei prossimi anni. Cioè la credibilità per me è fondamentale, non è facile ottenerla, non è facile coltivarla, devi fare bene il tuo lavoro. Benissimo, grazie. Allora a questo punto, anche in questo caso, usiamo un po' lo specchio di Giorgio Vivanti per capire l'altro lato, come si sostengono, come si accompagnano le acquisizioni da parte degli imprenditori, per chi invece si occupa di sostegno dal punto di vista finanziario, accompagnamento alle quotazioni, eccetera. La velocità e soprattutto la capacità di innovare deve essere anche nell'ambito della banca, perché poi ok, scusate, ho visto lo schermo che è saltato ma si è ristretto. Perché poi anche la banca, quando valuta i propri clienti, valuta un progetto di acquisizione, valuta se dare del nuovo financing o assiste l'azienda nell'acquisizione come advisor o alla ricerca di un potenziale investitore di equity, deve guardare prima di tutto, come è stato detto e ripetuto più volte, il progetto industriale e la visione di lungo termine e la voglia. In alcuni casi, ma penso agli imprenditori che sono qui, la chiamano ossessione per la crescita, e dall'altra parte c'è la credibilità. La credibilità è intesa come capacità e disciplina di implementare quel piano industriale, quella strategia, secondo anche le previsioni che sono state fatte anche nello storico. La banca anche oggi non deve più guardare al passato, la pandemia questo ce l'ha insegnato, ha fatto sì che ci siano dei cambiamenti strutturali in alcuni settori, ci sia stata un'esplosione di alcuni business che prima non avevano certe dinamiche, ci sono dei macro trend, quindi la banca prima di tutto deve essere consapevole del settore in cui opera l'azienda, delle opportunità che offre il settore, della posizione di leadership dell'azienda e di come l'azienda, intesa come non solo imprenditore ma tutto il team, e soprattutto torniamo all'importanza delle risorse, può giocare un ruolo di consolidatore o di leadership all'interno del settore.
Poi in termini di liquidità siamo in un momento dove c'è un'abbondanza di liquidità sia per gli investitori finanziari sia per le aziende sane. Quindi tutto questo per ribadire che anche la banca, quando valuta un percorso di crescita e valuta se supportare un proprio cliente in questo processo di acquisizione, lo fa non solo sulla base di numeri e soprattutto non lo fa più sulla base di numeri storici, come poteva avvenire qualche anno fa, ma lo fa sulla base del progetto industriale e della credibilità del cliente di implementare quel progetto industriale. Grazie. Ecco, diciamo che tutti avete raccontato in modo dettagliato le vostre esperienze. Mi sono segnata alcuni elementi che mi sembrano interessanti, facendo anche qualche incontro con altri imprenditori. Un pochettino nel 2020 veniva un po' l'idea di dire è inutile fare piani di lungo periodo perché tanto poi arriva una pandemia e tutto quello che hai pensato non vale più. Voi mi dite esattamente il contrario. È necessario, è fondamentale che i piani di lungo periodo ci siano, che si mettano in piedi tutte le risorse, tutte le competenze necessarie, perché invece anche questi avvenimenti in qualche modo non diventino elementi che distruggono l'azienda, e questo succede se c'è un percorso, ci sono delle persone, ci sono delle risorse, c'è un progetto. Mi avete poi richiamato l'importanza che non viene persa del ruolo dell'imprenditore come la persona che ha la visione, che in qualche modo permette all'impresa di avere una prospettiva e di avere una credibilità, senza tralasciare l'importanza invece di essere capaci a delegare ad altri poi la realizzazione di queste strategie, di queste visioni. Ed infine, altro tema che mi sembra importante, richiamato a tutte voi, l'importanza che poi le aziende siano aziende sane, perché su queste aziende poi c'è anche l'interesse del mondo finanziario, del mondo del private equity, per accompagnare un'ulteriore crescita. Volevo vedere le risposte dei nostri partecipanti alla seconda domanda, così poi ci avviamo alla conclusione. Da questo punto di vista vedete che siamo più o meno entrambe le vie, diciamo, di crescita sono considerate efficaci per quanto riguarda la crescita, leggermente più difficile da implementare per quanto riguarda la crescita, l'accesso di capitali di terzi, ma vediamo che in ogni caso, in entrambi i casi c'è abbastanza comunanza di risposte per entrambe le vie, quindi entrambe facili. Vorrei chiudere questo nostro incontro con una visione sul futuro da parte degli imprenditori, quindi provare a dirci da qui in poi, anche tenuto conto di quello che è successo nel 2020, quanto continua ad essere rilevante la crescita, quanto continua ad essere importante trovare il giusto strumento per crescere, perché anche chi ha fatto acquisizioni poi può scegliere un altro percorso di crescita e viceversa. Le vostre prospettive, non dico per il 2021 perché ormai ci siamo, nel 2022 qual è la vostra idea di crescita, iniziando in questo caso da Oscar Marchetto. Sono quotato, perché non posso dire tante cose, però posso dire una cosa, che il Covid ha portato ad accelerare i miei pensieri, accelerare la mia visione, a evolvermi, perciò nei prossimi anni nei prossimi mesi, scusate, ci sarà un'evoluzione anche di Somec molto spinta, perciò quello che posso dire è che Somec è pronta a fare un altro salto. Questo è fondamentale. Perfetto. Alessio Cremonese? Ma sicuramente il Covid, come dicevo, ha dato un'accelerazione incredibile ai nostri mercati, quindi non solo il mercato bike, ma anche al mercato dell'outdoor e a quelli che sono gli sport che noi trattiamo. Secondo me è cambiato il modo di pensare nel mondo. La gente non ha più le stesse priorità di prima, quindi credo che i mercati che si sono ampliati dei nostri settori si consolideranno e continueranno a crescere, magari non con i numeri di quest'anno, ma sicuramente con dei numeri importanti, perché la gente ha riscoperto l'aria aperta, ha riscoperto l'attività sportiva, lo stare in libertà, perché toglierci la libertà è stata una sofferenza molto importante e adesso c'è proprio la ricerca. Abbiamo fatto un evento proprio la settimana scorsa, quello che più mi ha colpito era il sorriso dei concorrenti del nostro evento, perché erano proprio felici di essere tornati alle corse. Era il primo evento grosso, diciamo,
di bici nel Veneto, e vedevi proprio la gente felice di tornare a fare quello che faceva prima, che forse prima davamo per scontato, ma che ci siamo resi conto non essere più così scontato. Dopo sta a noi essere bravi a continuare a crescere, come diceva Max, in maniera strutturata, in maniera senza mai abbandonare il progetto industriale che sta alla base. Grazie. Invece a Massimiliano Monti vorrei chiedere se questa pandemia in qualche modo ha mostrato che sul mercato ci sono tante aziende che sono pronte ad accogliere ad esempio la collaborazione con un fondo, la possibilità di crescita, e se nel nord-est vede la possibilità di uno sviluppo ulteriore del private equity. Sicuramente il nord-est è un'area geografica molto interessante, no? Voi adesso non voglio annoiarvi, in ogni caso lo strumento del private equity in Italia vive molto localizzato in un'area geografica ben definita, ma perché c'è una matrice industriale molto forte. Quello che dicevo prima, torniamo, ed è un peccato per tutto il paese, però l'oggettività è che tra l'Emilia, il nord-est e la Lombardia, diciamo, si concentra l'attività di attori come noi. Io sono molto positivo. Noi come fondo, diciamo, sotto pandemia abbiamo realizzato 4 investimenti, quindi dal nostro punto di vista il paese ha tante energie che vanno incanalate. Ci sono tantissimi imprenditori molto bravi, quindi abbiamo una ottima rappresentanza, ma Unicredit che vive quotidianamente, e anche, diciamo, una realtà come la Fondazione Nord-Est vede che c'è tantissima capacità imprenditoriale, tantissima energia. Io sono molto fiducioso. Come dicevamo prima, torniamo però a 4-5 cose che hanno valore trasversale, no? Quindi attrazione di talenti, fondamentale, remunerazione dei talenti, non ne abbiamo parlato prima, magari ne facciamo un'altra, perché i talenti vanno ben remunerati e vanno, diciamo, possibilmente, come ha fatto Oscar, coinvolti in dei progetti importanti, come abbiamo fatto noi in Manifattura Valcismon, che abbiamo dato un pezzo dell'azienda, diciamo, ai top manager, quindi ci deve essere un assoluto allineamento di interessi. Senza fare i giapponesi bisogna fare i piani industriali, perché danno una linea guida, poi c'è, voglio dire, la capacità di adattarsi al momento per la realizzazione del piano, e tantissimo lavoro, che a noi italiani non manca al di là dei luoghi comuni. Grazie. Finirei quindi con Giorgio Levanti. Da questo punto di vista, qual è il vostro diciamo, la vostra prospettiva sul 2022? Vedete un fermento nelle medie imprese italiane, nordestine, e quindi voi come potete accompagnare questa possibilità di ulteriore crescita da parte delle imprese? Devo dire assolutamente sì. Già dal da settembre, da ottobre dell'anno scorso si è visto un forte fermento sia lato M&A, ma soprattutto la dinamicità in alcuni settori. Ovviamente ci sono dei macro trend strutturali, penso a tutto il tema technology, e parlo di settori dove le aziende del nord-est in alcuni casi hanno un ruolo di leadership, quindi parlo tutto il mondo dei software e technology, tutto il mondo della safety, healthcare and security, il mondo del packaging. Il packaging, in particolare per il food e per il pharma, è tutto quello che va all'interno del packaging, e nel nord-est ci sono delle eccellenze su questo segmento. E l'altro macro trend sottostante che coinvolge trasversalmente diversi settori e diverse aziende, e chi ne beneficerà di più sarà chi sarà all'avanguardia in questo fronte, cioè il tema della sostenibilità. Sostenibilità non vista solo in termini di efficienza energetica, ma tutta la filiera e tutte quelle imprese che sono coinvolte anche in un piccolo segmento che contribuisce ad un elemento di sostenibilità che oggi è un macro trend sottostante, e guardiamo non solo, ripeto, al tema dell'efficienza energetica, oppure energie rinnovabili, oppure l'auto elettrica, tutta la componentistica, ma anche chi fa test per evitare che ci siano diciamo degli sprechi nelle produzioni. Quindi questo sul tema sostenibilità lo vediamo come macro trend che è ancora nella fase iniziale, ma che avrà
un boost pazzesco nei prossimi anni, non solo nel 2022. Sul fronte delle operazioni straordinarie, quello che vediamo in questi primi 6 mesi, lato M&A nel nord-est ci sono state il doppio delle operazioni, guardando operazioni superiori ai 10 milioni, il doppio delle operazioni ci sono state in tutto l'anno scorso. Sempre maggiori sono le operazioni di minoranza, proprio perché sono finalizzate a supportare le imprese e gli imprenditori non solo dal punto di vista finanziario, ma anche dal punto di vista di network, know-how, disciplina e governance, perché l'altro elemento fondamentale, una parola strana in inglese, ma che racchiude un pochino tutti gli elementi che abbiamo detto, è la governance dell'azienda, che è quella che fa la differenza tra i leader, le aziende leader che avranno un ruolo di leadership nei prossimi anni e le altre, e chi imposta una governance oggi è più agevolata, e ci auspichiamo tutti poi ad accedere anche in modo molto più agevole e più rapido al mercato dei capitali pubblici, cioè alle quotazioni. Avere anche un parte di minoranza, poi abbiamo qui Massimiliano, può confermarlo, sicuramente il tema dell'IPO è una delle prime opzioni di uscita da parte del fondo, e questo anche l'intero, cioè il sistema Italia ne beneficia, perché va a rafforzare un mercato che è quello del mercato della borsa, che sicuramente non siamo tra i paesi all'avanguardia in Europa. Benissimo, direi tantissimi spunti, magari ci ritroveremo tra un anno a vedere come effettivamente il mercato delle acquisizioni e del private equity si è sviluppato nel nostro territorio. Ringrazio tutti i nostri relatori, Oscar Marchetto, Alessio Cremonese, Massimiliano Monti e Giorgio Olivanti, e ovviamente ringrazio tutti voi che ci avete seguito fino adesso, e vi do appuntamento al prossimo incontro, che faremo però a questo punto ad ottobre, perché cercheremo di avere anche dei dati più aggiornati sull'effettivo andamento di crescita delle medie imprese italiane e nordestine, e quindi vi auguro una buona serata. Grazie ancora a tutti. Arrivederci a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.